La 3 giorni di Bibbione si è aperta venerdì 1 maggio con il trofeo delle province di Under 14 maschile. I migliori talenti delle province venete in età Under 14 si sono sfidati a viso aperto, arrivando alla finale di venerdì pomeriggio fra Padova e Venezia. Netto successo dei padovani allenati da Luca Bergo, che non hanno perso nemmeno un set in tutta la manifestazione. Sicuramente è la selezione più tecnica che io abbia mai allenato. Non sapevo se fosse una selezione vincente, ma adesso posso dire che è anche una selezione vincente oltre che forte. Un successo importante per i ragazzi di Padova, che sanno però di essere soltanto agli inizi di una carriera ancora tutta da scoprire. Ma il futuro si scrive, quindi noi ci aspettiamo tanto, però possiamo avere anche poco. Quindi noi pensiamo al presente e poi il futuro si vedrà. Raggiante anche il presidente del comitato provinciale di Padova Camporese, che lancia un monito alle società padovane. Questo è un grossissimo risultato per la provincia di Padova. Speriamo che le società capiscano che è importante poter crescere anche all'interno delle società della provincia di Padova e non serve uscire dalla provincia di Padova per crescere. Un messaggio molto forte che io voglio dare: abbiamo 10.000 atleti, sono tutti della nostra provincia, possiamo fare grandi cose nella nostra provincia. Passando ai secondi classificati, ecco Venezia, che ha raggiunto un risultato di altissimo livello con la propria selezione. Certo che siamo contenti, siamo arrivati in finale e già questo era positivo. Poi tanto abbiamo perso, ma vabbè, abbiamo il secondo posto, basta e avanza. Alla guida tecnica della selezione di Venezia c'è Luciano Scagiante, che vede un miglioramento nel settore giovanile maschile veneziano. Sta cambiando qualcosa, stiamo lavorando anche come promozione sportiva all'interno delle società. Il settore maschile ha sempre sofferto un po', soprattutto nella nostra provincia, e stiamo cercando di promuovere molto la pallavolo, soprattutto a livello maschile, come stavo dicendo, e devo dire che i risultati si vedono, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Ecco il commento del presidente del Comitato Provinciale di Venezia, Gianfranco Formentin. È frutto di un lavoro che abbiamo cominciato l'anno scorso con un buon roster di tecnici, i quali ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni perché lavorano oramai da 2 anni con noi e grazie alla guida di Luciano Scagiante sta portando dei risultati che noi nel maschile non eravamo mai riusciti a conseguire. Al trofeo delle province di Under 14 maschile si è classificata terza Vicenza, quarta Verona, quinta Treviso e sesta Belluno. È stato un momento di confronto ma anche un appuntamento che ha avvicinato atleti di province diverse che condividono la stessa passione. Il nostro obiettivo non era vincere perché essendo più piccoli non si poteva, però il nostro obiettivo era fare bene le partite e cercare di dare sempre il massimo. Il trofeo delle province di Under 14 maschile è un evento particolare che sarà seguito a fine mese anche dal trofeo delle province di Under 15. In Veneto però, nel maschile, si è deciso di proporre questa manifestazione già dall'Under 14. L'evento crede in particolare il settore maschile, soprattutto all'Under 14, ne è una dimostrazione la Coppa Veneto Under 14 maschile che si svolge nei primi mesi dell'anno e la seconda parte dell'anno è dedicato al trofeo delle province Under 14 maschile. 2 eventi che sono il punto di partenza del cammino del settore maschile nell'Under 14, l'età più importante per iniziare a pallavolo nel settore maschile, quindi il comitato regionale evento crede molto nel settore maschile ed inizia proprio dall'Under 14 dedicando proprio un trofeo particolare.